Voi sapete dov'è la Costa Blanca? No. Bravo. Allora, la Costa Blanca è una destinazione turistica della Spagna continentale, regione di Valencia, fra Valencia e Murcia, concretamente la parte di Alicante, che è stato, facendo un tentativo di paragone, è diciamo la riviera romagnola della Spagna, ok? Con una destinazione Benidorm, turismo puro e duro di massa, il nostro Rimini. Loro hanno capito qualche tempo fa che dovevano rinnovarsi, ricambiarsi, cioè hanno fatto delle scelte. E vi assicuro che da una destinazione con una stagionalità non marcata, marcatissima, sono riusciti grazie al golf e con una visione di sistema fra i campi e proprio operatori, le agenzie di viaggio incoming, ristoratori, alberghi eccetera, creare un'offerta del golf che ha permesso cambiare di così a così la percezione, l'immagine e soprattutto la redditività turistica di quella regione. Pertanto a me è un fenomeno che mi è interessato sempre, ho corteggiato e perseguitato il povero Salvador da 2 mesi, l'ho fatto girare, lui ha fatto un giro del mondo per arrivare qua, come dopo Jenny, che è la responsabile di un tour operator specializzato in golf, le ho chiesto di venire per spiegarci loro come hanno fatto, ma soprattutto come si commercializza il golf e come si fa ragionare un sistema abituato a non lavorare in rete in rete. Salvador? Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invitazione e posso partecipare in questa giornata. I'm sorry, but my Italian is nearly it doesn't exist, so I'm sorry, but I have to do my speech in English. Okay, my name is Salvador Lucas, and I have the honor to be the president of the Costa Blanca Golf Courses Association. Dell'associazione dei golf club della Costa Blanca. Well, Josep has done a lot of data about the golf in Spain, about the golf, about the markets, so I'm going to have a quick review about that either. But I came here because I have understood that Sardinia wants to work about to check the possibilities to become a golf destination. So after listening and after thinking, I want to bring here a message of hope. Yeah, it's possible. It doesn't matter if you are only 9 golf courses. It doesn't matter if you only have a few 18-hole holes golf courses. You can do it. I can tell you. There are, and Jenny from Golf Recepti can also show you and tell you that there are also golf destinations with one single golf resort. One example of that is the north of Cyprus, Corineum. It's really, it's quite successful product and it's a destination. Cyprus, north of Cyprus. Yeah, it works. So I want to show you what are the key. Well, first of all, let me introduce who we are. We are one of the oldest golf associations in Spain. We have 26 years of history in this year. This year we have opened our activity from Costa Blanca. Costa Blanca is in the East Mediterranean coast, and we have extended to the whole Valencia community. In the origin of the association was formed in 1992 within only like 6 golf courses. Actually, we are 21 golf courses, including the golf courses in Valencia, and next year we are going to be 23. But I'm going to focus just in what we did in Costa Blanca, because it's the key of success of what we have done in the last 6 years. Costa Blanca is a huge extension of coastline. We have 280 kilometers of coastline. We have actually these 21 golf courses, Abbiamo questi 21 campi con una media negli ultimi 6 anni di 16-18 campi presenti nell'associazione. Quello che abbiamo fatto è stato di presentare le destinazioni
business opportunities come delle only one opportunità destination, because di as the business region in is una sola so destinazione. large, we La have regione è divided the così region in three grande, parts, abbiamo which dovuto is suddividerla north, in tre parti, central, quella and south. a nord, al centro e And al sud. the main, E the main airport is Alicante Airport, l'aeroporto which di is in the central. riferimento è quello di Alicante, So, che for si the tour trova nella operator, regione Costa centrale, Blanca, quindi it's per it's un an tour opportunity, three operator opportunities of business for one same customer in one destination. è la possibilità di portare il cliente in un aeroporto e poi poter andare al nord, dove la cultura è diversa, il paesaggio è diverso, la gastronomia è simile ma a volte diversa. E abbiamo in comune che il nord, il centro e il sud della Spagna abbiamo dei grandi campi da golf e dei grandi resort di qualità. Quindi quando si viaggia a nord, nel centro e nel sud si possono, diciamo, assaporare le differenze, verificare le differenze, sempre di grande qualità. Quali sono i campi principali? Naturalmente per difendere gli interessi dei nostri associati abbiamo creato l'associazione per promuovere la Costa Blanca come una destinazione turistica per il golf. Nel 1992, veramente erano molti anni fa, noi abbiamo iniziato ad avere fiducia in questa iniziativa. E questo ha avuto un incremento 6 anni fa e poi 2 anni fa. E perché? Quello che stiamo cercando è non solo di promuovere questa regione all'estero, ma anche all'interno della nostra regione, perché ci sono unfortunately the golf hardware industry it has so many black labels. Ci sono dei golfisti, degli iscritti, ma ci sono anche molti luoghi comuni. È solo per ricchi il golf, si spreca troppa acqua, non è uno sport sostenibile. Beh, invece no, non è solo per le persone molto ricche, è un'attività che può essere adatta a tutte le tasche, dipende da dove si gioca, dipende da quanti soldi si vogliono spendere per l'attrezzatura, e si può dimostrare che se si controlla il profilo del giocatore medio in Europa si vede che non si tratta solo di persone molto abbienti, molto ricche. Abbiamo ovviamente delle persone di grande status economico, ma ci sono anche dei tassisti, per esempio. E quindi l'ambiente, quando si installa quando si crea un campo da golf, si investe nell'ambiente. Abbiamo avuto dei risultati ottimistici per quanto riguarda l'uso dell'acqua, perché è vietato fare uso di acqua che non sia riciclata, per esempio. Ci sono molte coltivazioni che sprecano molta più acqua di noi, quindi dobbiamo promuovere il nostro sport anche all'interno della nostra società. Ogni settimana noi facciamo azioni sulla stampa nell'ambito della regione della Costa Blanca. Ogni settimana abbiamo dei programmi radiofonici in cui si parla di golf e la gente si sta abituando a sentir parlare di golf. Abbiamo dei partner molto importanti, ossia la regione valenziana, il governo valenziano, quello della provincia di Alicante, il Tourist Board della Costa Blanca, la Camera di Commercio di Alicante, la IACTO e la Federazione del Golf della Comunità Valenziana, che è molto importante per noi perché ci fornisce un enorme supporto, ha capito l'importanza e non tante federazioni in Spagna hanno capito tanto a fondo il ruolo, non soltanto per i membri della federazione spagnola. La situazione molto velocemente nella Spagna: abbiamo 277.000
30.000 giocatori tesserati. Potrebbero essere di più naturalmente, perché ci sono molti residenti che non diventano membri della Confederazione ma giocano, quindi potremmo arrivare facilmente sopra i 300.000 membri associati, 424 campi con pitch and pass. Non si tratta di minigolf perché quello non è golf. Il numero di giochi sono più di 9 milioni. Più di 1 milione di giocatori nel 2017, con un impatto indiretto di 1.300 milioni di euro e più di 11.000 posti di lavoro creati. Le destinazioni privilegiate: Andalusia, Catalogna, Murcia, le isole Baleari e le isole Canarie. Siamo la quarta destinazione subito dopo le Canarie, le Baleari e l'Andalusia. E ora vi vorrei parlare di dei punti chiave che hanno guidato il successo degli ultimi 2 anni. Quando sono diventato presidente dell'associazione 6 anni fa, quando ho incontrato il board of director dell'associazione con il vicepresidente e tutti i miei colleghi, abbiamo iniziato a parlare. Allora, cosa dobbiamo fare? Siamo già presenti sul mercato da 20 anni, abbiamo già dei contatti a livello governativo, abbiamo il governo della Costa Blanca che ci supporta, ma come possiamo cambiare? Possiamo incrementare questo aiuto? Allora, è tipico, è la chiamata, pensiamo che forse avremmo bisogno di partecipare a una manifestazione in Svezia, volete andare? E questo ci chiede il governo, va bene, ci andiamo. Allora, quindi tutta la Spagna è radunata in uno stand che è di 10 metri quadrati, con una scrivania, un bancone, con tutti quanti i volantini di tutti i resort, con la Galizia, la Catalogna e il resto della Spagna. E 30 metri di fronte c'è un enorme stand dell'Andalusia. E quindi ovviamente, insomma, cos'è che abbiamo sbagliato? Ci chiediamo, ma perché non ci considerano seriamente, non ci prendono sul serio? È ovvio, abbiamo bisogno di vendere quello che vogliono sentirsi dire. Vogliono sapere quanti soldi porteremo a casa, quanti posti di lavoro porteremo alla nostra comunità. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo. L'Università di Alicante, la Camera di Commercio della Costa Blanca di Alicante, abbiamo portato avanti uno studio sull'impatto economico in termini di ritorno economico e di posti di lavoro. Il risultato è stato sorprendente, andava al di là delle nostre aspettative. 440 milioni di euro all'anno rappresenta l'impatto dell'economia, ossia lo 0,8 del prodotto interno lordo. È una ricaduta estremamente positiva sulla regione. Con un'enorme ricaduta anche in termini di posto di lavoro. E questo è stato il momento in cui i politici e i decisori hanno detto, beh, insomma, forse è il caso di prestare maggiore attenzione al settore.
Abbiamo sempre difeso il nostro settore, abbiamo sempre sostenuto che questo settore producesse dei benefici, anche quando le spiagge non funzionano, anche nei periodi in cui il settore leisure non funziona, perché i nostri golfisti arrivano da settembre a novembre e tornano a febbraio e restano fino a maggio. Quindi, secondo quanta è la mia esperienza, ho lavorato con alberghi che normalmente a settembre chiudono e riaprono per Pasqua, e dal momento in cui abbiamo iniziato ad avere golfisti in Costa Blanca abbiamo avuto alberghi aperti tutto l'anno, quindi la ricaduta è notevole. Qual è il profilo del nostro turista? Allora, rispetto a un turista standard spende 99 euro al giorno rispetto ai 78 euro del turista classico, diciamo tradizionale. E la spesa è di media durante il periodo di permanenza è 1.371 euro, e un totale di quasi 200 milioni di euro rispetto ai 3 milioni. Ovviamente spendono per lo più in ospitalità, l'affitto di auto, shopping, attività di escursione, cibi e bevande. Dopo aver analizzato il nostro cliente, è stato il momento di dire: va bene, iniziamo a promuovere il territorio così come dovremmo farlo. Non facciamo quello che abbiamo fatto per tutti questi anni, bensì il punto chiave è che il Tourist Board ci ha fatto tanto di cappello e ci ha detto: adesso comandate voi e ci dite che cosa vi serve per promuovere il golf. Adesso non vi diciamo più venite, abbiamo uno stand, no, adesso voi ci dite che cosa vi serve e noi lavoreremo al vostro servizio, perché voi avete le conoscenze, voi conoscete il settore, ed è quello che stiamo facendo. Poiché questo è fondamentale. La nostra associazione ha ben chiaro che sia necessario un impegno condiviso. Non siamo concorrenti, non ci vediamo in termini di concorrenza. Siamo una destinazione turistica. Ciò che è buono per me è buono anche per te domani. Il tuo cliente può diventare il mio cliente tra un anno, 2 o 3. La cosa più importante è che dovete garantire il vostro impegno. Da questo punto di vista in poi abbiamo creato i comitati di lavoro, e la cosa più importante è la promozione internazionale portata avanti da uno di questi comitati che rappresenta tutti i resort, non i direttori, no, sono le persone che vanno in giro per l'Europa promuovendo gli hotel e i campi. Ci sediamo, rianalizziamo quello che ci serve fare, dove vogliamo lavorare, quindi fondamentalmente analizzare quali sono i nostri mercati, fondamentalmente il Regno Unito, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, i Paesi Bassi, la Francia, e negli ultimi 2 anni è stato molto importante anche l'Islanda e la Norvegia, sono diventati rilevanti, e abbiamo iniziato a chiederci cosa possiamo fare in questi paesi sulla base dei risultati e di quello che vogliamo ottenere. Quindi abbiamo elaborato un piano d'azione, e questo ne è un esempio. Supponiamo che sia necessario arrivare su un mercato, per esempio
Regno Unito. Allora noi veniamo da Benidorm, non dimentichiamocelo. Supponiamo di voler promuovere il nostro mercato in Norvegia. Primo andiamo nel paese di riferimento e portiamo avanti un'azione che si chiama Costa Blanca Day con i tour operator, con Iacto che fa l'annuncio, ovviamente che è molto diciamo, facilmente condivisibile perché hanno ovviamente una fama e una credibilità. A quel punto noi organizziamo un seminario e degli incontri in B2B e una bella cena. Lo facciamo normalmente di venerdì e il sabato organizziamo un torneo per il pubblico su quel campo. Allo stesso tempo la stampa viene coinvolta in tutte le attività e a quel punto i giornalisti iniziano a scrivere sulle attività che noi organizziamo, sui nostri tornei, e cominciano a creare notizie attorno alla nostra destinazione. Dopodiché portiamo i tour operator in Costa Blanca per 3-4 giorni, mostriamo loro tutti i campi, trascorriamo dei giorni gradevoli con loro, organizziamo dei laboratori, ci sediamo ad un tavolo e parliamo di affari. Ovviamente invitiamo anche qualcuno da parte della stampa e portiamo i nostri giornalisti anche, che parlano di noi. Dopodiché partecipiamo ad una festa, per esempio un torneo internazionale, che sia una importante occasione, e continuiamo questo press tour. E quindi sappiamo che in questo modo dei giornalisti parleranno di noi. E portiamo avanti delle azioni e questo in 3 anni abbiamo avuto dei risultati e qui si continua. E ovviamente bisogna dare la copertura necessaria ad ogni evento e questo ci ha portato a un grande successo. Lo sforzo più rilevante, uno di quelli più importanti che abbiamo fatto, è stata l'organizzazione del Iacto Trophy. So this is like a very small IGTM. Abbiamo portato 70 tour operator di tutto il mondo, li abbiamo invitati a trascorrere una settimana molto gradevole in Costa Blanca, abbiamo organizzato delle escursioni a sud, li abbiamo portati ad Alicante, un torneo di golf, appunto lo Iacto Trophy, ma abbiamo fatto un enorme workshop ad Alicante, in un posto meraviglioso dove c'è il Mediterraneo, la città. È stato un laboratorio interessantissimo, è stato molto produttivo per tutti i partecipanti, tutti hanno avuto la possibilità di incontrare i tour operator del golf, abbiamo convinto molti hotel della città che non avevano mai partecipato nell'attività del golf di partecipare a questo workshop e la risposta è stata incredibile. Ed è incredibile anche vedere quanto il golf abbia avuto un impatto su questi hotel, i più famosi, che non avevano mai partecipato lontanamente a niente di simile al golf. Si può andare su un campo da golf in taxi e quindi i tour operator hanno iniziato a vendere anche questi hotel, che ci sono molto grati ovviamente per la creazione di questa opportunità.
Abbiamo ricevuto il premio della migliore golf destination per il 2018. Noi viaggiamo per tutta l'Europa con molte poche risorse. Noi non abbiamo ricevuto per esempio sovvenzioni come capita all'Andalusia. Qua è il Salone del Golf di Parigi del 2016. Come potete vedere, quella è la rappresentanza del mio resort, c'è rappresentanza del Meliá. Andiamo tutti insieme, siamo lì per supportare la destinazione, per aiutare lo sviluppo della destinazione. E questo è il successo più importante che abbiamo avuto finora. E quest'anno parteciperemo per il quarto anno consecutivo all'IGTM, che è stato molto importante per noi. E qui partecipiamo come Regione Valenziana, è l'evento più importante di B2B del golf nel mondo. Abbiamo fatto una presentazione della nostra destinazione nel 2015. È stata la prima volta in cui abbiamo presentato Costa Blanca e abbiamo veramente creato molta attenzione su di noi. E quest'anno abbiamo ricevuto il premio della migliore destinazione dell'anno per il golf e questi sono i risultati di questo lavoro di squadra. Ma vi posso dire che, mi ripeto, dovete essere impegnati, dovete capire che tutto questo impegno porta soltanto a dei risultati. Non c'è niente di sbagliato nel mettersi insieme. Ci sono solo delle risorse, meravigliosi risultati che vengono prodotti da questa collaborazione. È importante che sia fondamentale che questo sia condiviso e questo è condiviso anche dai nostri policy makers. Questo è stato il giorno dedicato ai Paesi Bassi in Olanda, un incontro dopo un giro di golf. Il nostro action plan, questo è per quest'anno. Abbiamo iniziato a lavorare ad Oslo a gennaio, poi Madrid, la fiera più importante in Spagna, poi Italia, in Parma, e poi siamo stati in Danimarca e poi a Helsinki e poi allo Yacht Trophy a Murcia e poi un grandissimo evento a Parigi. Questa settimana è la Ryder Cup. Abbiamo visitato il campo, abbiamo invitato i nostri migliori account, 40 tour operator, perché restassero con noi a Parigi per 3 giorni. È stato un modo per incontrarsi e ringraziare i nostri sostenitori e hanno prodotto 500 milioni di euro. Vi preghiamo di venire con noi e giocate sul nostro campo. E grazie Costa Blanca, perché i migliori giocatori del mondo giocano da noi e è qualcosa che non dimenticheranno mai. Dopodiché siamo andati in Svezia, nei Paesi Bassi, e adesso abbiamo un'uscita in Irlanda. Costa Blanca Day that we had in Ireland and also in Germany e anche in Germania con un'altra azione. They are coming to visit us. Verranno a trovarci i tedeschi presto. Our tools are also our website. Questi sono i nostri strumenti, il nostro sito. Stiamo lanciando un altro strumento, abbiamo bisogno di risorse, stiamo sempre a negoziare con i governi, con l'ufficio del turismo della Costa Blanca. We are launching a product to win money. I mean, we are going to be our own tour operator e for Greenpeace. Saremo i nostri tour operator. So we got tour operators selling Greenpeace on their website and getting a benefit. Why don't we do it?
perché non lo possiamo fare da soli? Quindi lo faremo. Sì, creeranno delle risorse per essere più indipendenti da un punto di vista economico. Questa carta è molto importante, sono tutte le possibilità di gioco in Costa Blanca, 50.000 esemplari l'anno e ci aspettiamo di duplicare queste cifre entro l'anno prossimo, poiché abbiamo un enorme successo. È importante, se volete diventare una destinazione importante nel mondo del golf. Purtroppo non ho visitato l'isola, ho visitato solo l'aeroporto. Ma ho visto su internet, avete dei paesaggi meravigliosi, il Pevero, ho visto le Arenas, avete veramente delle risorse incredibili. E poi avete un marchio, no? Sardegna. E questo è molto importante. Mantenete il brand. Costa Blanca è un brand che funziona da 50 anni e questo ci aiuta moltissimo. Costa Blanca è un nome riconoscibile, è il riferimento che molti tour operator usano per mettere Murcia sulla carta. Persino Almeria, che ha 300 km, usa la Costa Blanca come riferimento per un resort che sta in Almeria, ad Almeria. Quindi se create un marchio, mantenetelo. Non cominciate a cambiarlo, non chiamarlo un giorno Sardegna, un giorno Sardinia, un giorno Costa Smeralda. Siate univoci, mantenete il brand e lavorate per questo brand, perché poi ci sono stati degli errori. Costa Calida, poi Murcia turistica, poi la regione di Murcia e adesso devono chiamarsi Costa Calida di nuovo. Ovviamente perdono l'identità, non fate pasticci con il marchio. Davvero, lavorate per il marchio e mantenetelo, è molto importante. E se parliamo di qualità e sostenibilità, sono aspetti molto importanti. I golfisti si aspettano di trovare posti meravigliosi, ma trovare posti in cui la qualità sia immediata, perché vengono per giocare a golf. È la ragione fondamentale. Ovviamente si godranno il cibo, l'ospitalità, ma vogliono fondamentalmente giocare a golf. Vogliono vedersi dei campi in buone condizioni. Ecco, e adesso vorrei passare a un paio di punti che non voglio dimenticare. Condividete le conoscenze, lavorate insieme, avete 4 campi da golf, non siete concorrenti tra voi, siete una destinazione, questo è molto importante. Condividete le idee, le soluzioni ai problemi e continuate a promuovere il territorio, non smettete mai di farlo. Non aspettatevi altri soldi, altre risorse. Io userei tutte le risorse per continuare la promozione, perché la Turchia sta tornando sul mercato e sta tornando con delle offerte veramente interessanti, con grandi posti. Non possiamo competere perché non hanno i costi che noi abbiamo in Costa Blanca, in Spagna. Ma non mi fermerò nella promozione per questo, non è possibile. La Coca-Cola vende e promuove e non smette di farlo. Pepsi Cola, Coca-Cola. Bisogna mantenere questa mentalità, non smettete di promuovere un territorio, perché se smettete di promuovere, smettete di esistere ed è molto pericoloso. Vorrei mostrarvi un video, il nostro video più recente che abbiamo utilizzato per la promozione della Costa Blanca e abbiamo in programma di farne uno nuovo. Questo ha 3 anni, ma è necessario produrre anche immagini nuove.
Well, I started playing in 2002. The first time I came to this region, there were only 6 golf courses. Now there are 24 in the Costa Blanca, and you can go from one to another in a few minutes. That's wonderful, because you have several options to play and different landscapes to enjoy. South, central, and north of the province. In less than 1 hour, you have many quality golf courses, but each area has its own charm. The weather is the best in Spain and in Europe. I can come anytime and play golf all of the year round. My name is Jerd. I enjoy the picturesque nature of the golf courses on the Costa Blanca. I prefer to play the 18-hole round on foot. Golf is a healthy exercise that can be enjoyed by all. Playing wide fairways and enjoying good views and the company of golfers, and the people spending their holidays in these idyllic resorts. I have a handicap of 5 and still use the driving range. The Costa Blanca is a challenge for players who want to test their ability. All the courses have original designs created by experts and top golf players like Ballesteros, Olazábal and Nicholas, among others. Golf is a healthy activity for your mind, your body and your social life. There are lots of things to do and enjoy when your family comes, always close to my real passion, playing golf. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.